pace, secondo le idee di Venezia. Nell'insieme, nella parte sottostante, vediamo dei cavalieri, delle gente d'arme che sono un'allegoria della potenza militare di Venezia. Ma a noi ci interessa la parte alta, dove appunto vediamo di nuovo comparire Venezia in veste di dogaressa, e questa dogaressa alle proprie spalle ha due torri medievali che sicuramente sono un riferimento alla difesa attraverso le fortificazioni, bene? Ed è questa figura contornata da numerose virtù. Anche questo dipinto l'avevamo visto la volta scorsa. Comunque adesso non vi enumero tutte le virtù per questioni di tempo. A me quello che interessa farvi vedere è che però ce ne sono due particolarmente interessanti per seguire il filo del discorso di stasera. Una è questa, che sorreggendo un ramo d'olivo non è altro che la raffigurazione della pace, che a differenza delle altre che le stanno attorno è di fianco, quindi sembra quasi aver assunto un ruolo, una posizione privilegiata, addirittura più importante di quella precedente, che invece era occupata dalla giustizia. Allora, una di queste virtù è la pace. L'altra virtù, anche questo l'avevamo detto, ma lo ribadiamo, è l'unica allegoria maschile, perché tutte le altre sono femminili. Uno studioso straordinario di cose di Palazzo Ducale, ma anche di pittura, che è Wolfgang Wolters, ha chiaramente dimostrato quello che io adesso vi ripeto semplicemente, che questa è la virtù dell'onore. La virtù dell'onore per i patrizi, per i nobili del tempo, è la massima virtù. È la massima virtù. Infatti, se voi guardate, siedono sulle nuvole, però l'onore siede su una nuvola più eminente, no? Per sottolineare la sua rilevanza. Però questo onore, anche lui sostiene un ramo d'olivo, quantomeno una corona spicca tra le nuvole, e quindi è un onore che guarda con attenzione alla pace, al concetto della pace di cui stiamo parlando. Ma la cosa incredibile, che non ho scoperto io, ma che ha scoperto Wolters, è che questo signore ha le sembianze di Enrico III di Francia. E quindi l'onore, che è la più alta virtù, è la più alta tra le virtù, che consentono a Venezia una politica di buon governo, perché il buon governo si raggiunge coltivando le virtù, e la massima di queste virtù, che è l'onore, è incarnata esattamente dal principale alleato politico di Venezia di quel tempo.